Il pubblico della Marca Trevigiana vuole sapere come sta il sovrano d'Inghilterra e Kate. Ah beh, non è una questione a cui è facile rispondere, intanto perché per rispetto di quella sacrosanta privacy che dovrebbe accompagnarci sempre, soprattutto quando si sta male, sarà il caso di mantenere un certo riservo. Il sovrano, a giudicare dalle sue apparizioni pubbliche, mi pare che non se la passi affatto male, che stia reggendo bene la cura. Nel caso di Catherine, naturalmente, dobbiamo essere più cauti, avremo qualche indicazione maggiore proprio domenica prossima, perché Catherine non si è mai perduta, la principessa del Galles, una finale di Wimbledon. Se non ci va vuol dire che non si sente tanto bene. La verità è che lei è ancora nel mezzo della cura oncologica e quindi la prognosi non può che rimanere molto cauta, molto prudente. Come si sente il regno? Questa è una domanda a cui forse per me almeno è più facile rispondere, perché il regno chiaramente ha attraversato veramente una fase straordinaria di confusione e di declino. Non sappiamo se le elezioni del 4 luglio, con un cambio radicale delle scelte di governo, contribuiranno a fare ritrovare una direzione di marcia all'Inghilterra. Quello che è certo, come scrivo nel mio libro, che la vecchia Inghilterra è finita. La vecchia Inghilterra degli stereotipi, del gentleman, della stabilità, dei governi che duravano una vita lunghi tanto quanto il regno di Elisabetta, quella scordiamocela. L'Inghilterra è diventata molto più simile a noi. Sarà un bene, sarà un male, e lo vedremo nei prossimi anni. Grazie.